si lavora sul sovescio? Perché penso che gli agricoltori vogliono sapere questo. Allora, la prima risposta a cui bisogna dare questa domanda è quando e quante volte in un anno? Allora, quando? In qualsiasi momento dell'anno, dipende se è possibile le condizioni ambientali. Odvisno je pač od klimatskih pogojev v tekočem letu, kadarkoli lahko pač izvajamo zeleno gnojenje. Ad esempio, questa mattina venendo qui io ho visto tutto ghiacciato. Zjutraj, danes zjutraj smo pač videli vse poledeneno. E qui non si può fare un sovescio invernale. In ne moremo pač izvajati zimskega zelenega gnojenja. Nelle nostre condizioni, v naših pogojih, in questo momento abbiamo circa 60 ettari di sovescio. V tem času imamo 60 hektarjev zelenega gnojenja. E nelle nostre condizioni facciamo sovescio in ogni periodo dell'anno. Delamo pač izvajamo zeleno gnojenje v celo leto, praktično. Nelle vostre condizioni dovete scegliere la finestra adatta a livello di temperatura, di condizioni ambientali. Mi moramo pač izbirati primeren čas glede na klimatske pogoje. Quante volte? Kolikokrat? Quante volte all'anno? Kolikokrat na leto? Qui nelle vostre condizioni diventa difficile dire quante volte all'anno. Nella nostra condizione pri nas je težko pač reči kolikokrat na leto. Facciamo minimo una volta all'anno. Vsaj enkrat na leto je potrebno. In estate si fanno dei sovesci molto brevi. V poletju se pač so to kratko zeleno gnojenje. Kratko obdobje, pozraste do enega metra. Da zraste pač come tempo, molto breve. Per 40 giorni il sovescio è pronto. V 40 dneh je zelena masa Nelle pripravljena. nostre condizioni il sovescio invernale si semina a fine autunno e in primavera si incorpora al terreno. Konec jeseni se pač poseje v njihovih razmerah in začetku spomladi se zadela. 5 mesi. 5 mesecev. 40 giorni d'estate e 5 mesi d'inverno. 40 dni poleti, 5 mesecev pa v zimi in spomladi. Però per noi è molto importante fare il sovescio. Zelo pomembno je pač, da izvajamo zeleno gnojenje. Perché se vogliamo aumentare di molto l'humus, la sostanza organica e arrivare a dei miglioramenti che i professori pensano che sia impossibile, Če hočemo pač povečati vsebnost humusa v tleh, dobbiamo fare in modo che, come nella pasta del pane, nell'impasto del pane, anche nel terreno ci sia questa crescita da ustvarjamo pač veliko življenja v tleh. E dobbiamo alimentare queste forme di vita. In moramo pač hraniti te mikroorganizme in življenje v tleh. Poi quando il sovescio arriva a un'altezza mediamente intorno a 80-100 cm, quando avanti le piante hanno anche i fiori, perché abbiamo un sovescio molto misto, quindi abbiamo piante più veloci, più lente a crescere. Quindi quando alcune piante già stanno in fiore, è il momento giusto per trinciare. Non bisogna far diventare troppo vecchia la coltivazione del sovescio, Ne smemo pustiti, da pač je prestara ta masa, zelena masa. Altrimenti perdiamo una parte di azoto e di enzimi. Ker lahko izgubimo del dušika in encimov. A meno che non vogliamo far sviluppare nel terreno alcuni tipi di forme di vita. E questo è tecnico per gli agricoltori. Allora, la vita che sta nel terreno è molto varia. Ci sono batteri e funghi. I funghi vogliono più lignina. Lignina? Sì, i funghi vogliono più lignina. Nel bosco escono i funghi perché cadono i rami delle piante.
I batteri vogliono più clorofilla. Bakterije pač rabijo več klorofila. È una grande differenza. Se noi vogliamo avere più batteri, če hočemo že imeti več bakterij, ci vuole sostanza molto fresca, moramo imeti veliko sveže ricca di mase clorofilla. in veliko klorofila. Questo è tecnico. Se vogliamo invece avere più funghi nel Če terreno, hočemo imeti več gliv, dobbiamo far crescere più vecchio il sovescio, potem pustimo, da so te rastline starejše, che una parte della clorofilla si perde del klorofila se zgubi e aumenta un po' di lignina. in nekoliko se poveča vsebnost lignina. Però normalmente perdiamo anche qualche cosa. Ampak nekaj pač tudi zgubimo. Quindi io preferisco fare il sovescio e incorporarlo quando inizia la fioritura, quando è ancora molto fresco. On priporoča pač zadelavo na smulčenje takrat, ko so Non è una regola. pa čim bolj sveže. Non è una regola, Ni non to pravilo, ampak è una nostra to je scelta. priporočilo in izbira. Una volta che si trincia il sovescio con delle macchine, Ko zmulčimo to maso z stroji, qui ci sono molti agricoltori biologici, tukaj je veliko ekoloških kmetov. normalmente in agricoltura biologica si dice di aspettare un po' di tempo perché la massa si asciughi un po' Običajno se priporoča, da se nekoliko posuši masa e poi si deve incorporare al in terreno. potem se pač inkorporira v zemljo. Si dice così perché altrimenti ci sono le muffe, le malattie. Tako se priporoča, če ne je preveč plesni in bolezni. A veš, da ne vem, če ni na začetku rekel, da tako priporočamo v ekološkem kmetovanju. Ja, tako se priporoča v ekološkem Pri kmetovanju. njih bo pa zdaj povedal, a ne? To je zdaj razlika, veš. Mislim, da bo to zdaj Ja, se to zdaj razlaga, ja. Ja. Allora, Dell'ecologico. nell'ecologico non io, si dice Ja, v ekološkem kmetovanju so taka priporočila, ne, kot smo rekli. Ja. To je bistveno. di aspettare, si trincia, si aspetta 1 o 2 Po giorni e mulčenju poi 2 dni počaka, da se to malo suši. perché pensano che poi c'è il problema di funghi, malattie nel terreno. Ker se pač pol misli, da je preveč težav lahko z plesnimi boleznimi. Noi in biodinamica diciamo l'opposto, V biodinamiki je obratno. di interrare subito, Takoj zadelati v tla, v zeleno maso. perché la sostanza fresca Zato, ker sveža masa, è ricca di enzimi. ker je bogata z encimi. Gli enzimi sono degli stimolatori di processi per le altre forme di vita. Spodbojevalci za druge oblike življenja. Stimolano le altre forme di vita a fare metabolismo. Stimulirajo, spodbujajo druge oblike življenja k metabolizmu. Se facciamo seccare la sostanza organica, una parte si perde. Če posušimo to zeleno maso, se pač en del teh encimov zgubi. E poi noi quando andiamo a incorporare nel terreno la sostanza organica, In ko inkorporiramo v tla to organsko snov, in biodinamica è consigliabile spruzzare 500 v biodinamiki con i preparati d'accumulo. poškropiti preparat 500. Questo è un'evoluzione portata da Alex Podolinsky. To je pač 500 s preparati. 500, preparirano 500 poškoditi. Ja, 500, ja. Po Che masi. Podolinsky nel 500 ha insegnato a metterci anche i preparati d'accumulo. Prima abbiamo visto che c'erano preparati da spruzzo e d'accumulo. Ja, no, po Podolinskem je v bistvu priporočilo, da se vse te preparate biodinamične v to 500 da v 500. Così quando si incorpora al terreno la sostanza del sovescio, si spruzza il 500 con i preparati dentro, Se poškropi to zeleno zmulčeno maso s tem preparatom 500, ki je obogaten s si preparatom. ha un compostaggio si chiama di superficie In imamo v bistvu že površinsko kompostiranje. e quindi la sostanza organica si decompone in maniera armonica Se organska snov v bistvu harmonično razhranja. e non prende le malattie In ni nobenih bolezni. che dicono in biologico. Za razliko od ekološkega. Poi, siccome dobbiamo
far diventare il terreno molto fertile, molto ricco di humus, di vita, dobbiamo anche portare un altro elemento molto importante che è moramo pač vnesti v ta tudi element, ki je zelo pomemben. Se no tu ti fermi e aspettare a me. Tu, ogni volta che io dico, tu traduci il testo adesso. Nekaj v zvezi z vonjem je bilo zdaj, to je zelo pomembno. Quanto sei bravo oggi? Quanto sei bravissimo. Ma tanto sei tako priden. Sei res priden. Once again, ancora una volta. Loro vogliono le cose pratiche. Tecniche, quindi ci devo dare, non ci devo dare un errore. Tu sei proprio bravo. Once again. Ok, questo è molto molto importante perché è un aspetto tecnico che loro devono capire bene. Allora, subito interrare, spruzzare 500 quadrati e poi muovere il terreno. In modo che l'ossigeno entra nel terreno. Zato, da pač kisik unesemo v tla. Non lavare, ne obračati in orati, ma soltanto lavorare attrezzi coddenti. Samo z kondenti, s takimi posebnimi pač priključki unesti v tla. Ripper, attrezzi coddenti. Oppure se uno vuole può fare l'opposto, prima muove il terreno e poi fa 500. Ali obratno, lahko zripa, pa potem poškropi. È una questione di scelta. Oppure, meglio ancora, Še boljše,